Sì, buongiorno, grazie per essere qui oggi. Abbiamo convocato questa conferenza stampa con l'obiettivo di presentare il lavoro che il gruppo del Partito Democratico ha predisposto anche in occasione dell'8 marzo, e cioè della festa della donna, anzi sarebbe meglio dire con la scusa dell'8 marzo, cioè la giornata della donna, per parlare di quella che a nostro giudizio è una questione cruciale di cui eh, che dovrebbe essere al centro dell'agenda politica e dell'attività politica regionale, e cioè il lavoro delle donne. Abbiamo costruito, mettendo insieme una serie di dati e di elaborazioni che abbiamo ritrovato, qual è la reale condizione lavorativa delle donne in questa regione negli anni complicati in cui si parla molto spesso di parità e di politiche antidiscriminatorie, ma nei fatti la condizione femminile anche in questa regione continua a essere fortemente discriminata. Oggi in Veneto possiamo tranquillamente sostenere e affermare che le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini, in particolare in quel settore, in quel comparto che dovrebbe essere per definizione il luogo nel quale i diritti sono interpretati in maniera paritaria e le diseguaglianze si superano, e cioè il mondo del lavoro. E invece in questa regione, che praticamente presenta tassi di occupazione altissimi e costanti da diversi anni, la distanza di occupazione tra gli uomini e le donne è enorme, sono oltre 17 punti percentuali che segnano una differenza occupazionale drammatica, che ci lascia molto indietro rispetto alla media europea e che non consente sostanzialmente un accesso paritario delle donne al mercato del lavoro, ma ovviamente ok, ma alla segregazione orizzontale, cioè alla maggiore difficoltà che le donne incontrano nel trovare lavoro in questa regione, si somma anche la cosiddetta segregazione verticale, che abbiamo tutti imparato a conoscere con la definizione di soffitto di cristallo, cioè di una sorta di barriera che impedisce alle donne, pur vedendo attraverso di essa chi sta sopra, di accedere alle cariche apicali o agli incarichi più alti sul piano lavorativo, il cosiddetto appunto soffitto di cristallo. In questa regione soltanto il 33,9 dei dirigenti è donna e soltanto il 27,8 dei quadri è donna. Anche questi dati riflettono anche in quei comparti, in quei settori occupazionali in cui la presenza femminile è maggioritaria. Pensiamo ad esempio al pubblico impiego, dove ovviamente per ovvie ragioni, anche perché si accede per concorso, la presenza femminile è maggiore, eppure anche in quel comparto gli incarichi apicali sono sempre e quasi esclusivamente destinati agli uomini. Ma il lavoro delle donne non soltanto è più difficile da raggiungere, anche una volta ottenuto si ferma ad un certo livello di carriera, ma è sostanzialmente anche un lavoro più fragile. La condizione ottimale lavorativa, e cioè il tempo pieno e indeterminato, appartiene all'83% degli uomini, ma è una condizione a cui può accedere soltanto il 53,3% delle donne, che devono infatti molto più frequentemente degli uomini fare i conti con contratti di lavoro precari, quindi a tempo determinato, a chiamata o a somministrazione, e soprattutto a tempo non pieno, cioè sostanzialmente a tempo part-time. Questi elementi derivano anche dal fatto che le donne pagano un prezzo carissimo in riferimento, ad esempio, alla questione della maternità, che dovrebbe essere un fatto positivo, ma che incide in maniera fortemente negativa sul lavoro delle donne. In questa regione è fatto 10 le lavoratrici senza figli che lavorano appunto, diventano 7,5, 7,8 invece quelle lavoratrici che possono continuare a lavorare dopo aver avuto dei figli, a dimostrazione di come molto spesso in questa regione le donne devono decidere se realizzare la propria ambizione professionale e personale oppure se diventare madri, tanto che una quota rilevante di donne alla nascita del figlio è costretta o sceglie di rinunciare al lavoro. La ragione per cui le donne devono rinunciare al lavoro quando diventano madri è sostanzialmente legata al fatto che la stragrande maggioranza del lavoro di cura e dell'impegno familiare, quindi del lavoro non retribuito che avviene tra le mura domestiche, è a carico delle donne.
Nelle famiglie in cui lavora solo l'uomo, il 76% del lavoro di cura è a carico delle donne. Nelle famiglie in cui lavorano entrambi, comunque il 68% del lavoro, sto soffocando, salvata, il 68% del lavoro di cura è comunque a carico delle donne anche se lavorano. E infine l'elemento che ci aiuta a spiegare anche perché le donne devono rinunciare al lavoro in caso di maternità è la differenza retributiva, cioè la paga oraria diversa a seconda che la lavoratrice sia donna o che il lavoratore sia uomo. La paga oraria media di una donna in Veneto è di 17,4 euro l'ora, quella di un uomo è di 22,6 euro. Ovviamente questo tipo di diversità e differenza salariale si replica per tutti i livelli e gli incarichi, tutti i livelli, i livelli di inquadramento contrattuale, e peggiora con l'andare del tempo e peggiora delle lavoratrici meno qualificate. Scusate, andrei velocemente alla fine così mi faccio sostituire. Di questo parlo dopo. Poi Vanessa concluderà. Nel frattempo proviamo a fare una finestra su quello che è il lavoro non solo come strumento di parità, ma anche come strumento di libertà e di liberazione. In questi mesi in particolar modo ci siamo occupate della situazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, di quello che è successo con la sottoscrizione dell'intesa Stato-Regioni, i cui criteri rischiavano e rischiano ancora, pure se congelata questa intesa, di mettere a rischio la vita, la sopravvivenza di queste strutture, di questi servizi. Nell'ascolto, nella condivisione, quello che è risultato subito chiaro è che ci sono 3 aspetti da considerare della violenza. Certamente l'aggressività e il controllo, il peso di questo controllo che è diventato sempre maggiore in questi anni, soprattutto in questa fase Covid, post-Covid e negli anni che sono seguiti. Il tema della cultura, come affrontare questo fenomeno attraverso un cambiamento di approccio culturale. Lo abbiamo visto nei casi di cronaca che hanno flagellato il Veneto nelle donne uccise per femminicidio, abbiamo cercato di sottolinearlo nelle proposte che il Partito Democratico in aula ha presentato. L'aumento di fondi per la formazione e la educazione alla relazione di genere da dare ai centri antiviolenza, alle professioniste che entrino nelle scuole, e l'apertura degli sportelli di ascolto all'interno degli atenei. Ma più di tutto, quello che ci hanno raccontato i centri e le case rifugio, le operatrici specializzate, è proprio il valore del lavoro. Quando parliamo di lavoro come strumento di libertà e di liberazione, dobbiamo riconoscergli un ruolo nel prima e nel dopo la violenza. Nel prima, violenza economica, sopruso, abuso economico significa il partner che ha l'obbligo, cioè ha l'obiettivo di rendere, come dire, totalmente dipendente da sé economicamente parlando la propria compagna, mantenendo il controllo totale sulle risorse finanziarie e impedendole lo studio e non a caso il lavoro, che proprio perché è riconosciuto come strumento di affrancamento, di indipendenza, viene precluso. Quindi il lavoro come spinta ad uscire da situazioni di violenza, dimensione di rafforzamento del sé all'interno della relazione, soprattutto di relazioni tossiche. In secondo luogo, il dopo, nel momento in cui si trova il coraggio e la forza per uscire, e certamente la possibilità di provvedere a se stesse e ai propri figli quando ci sono, la spinta ulteriore a dire ok, esco da una situazione di violenza. E chi lavora e le reti antiviolenza ci hanno trasferito come spesso questo elemento non sia assolutamente secondario. Allora non si può accontentarsi di strategie isolate nel breve periodo, serve un piano, e un piano che passi da quella parità che raccontava la capogruppo poco fa, ma un piano che riconosca in questo strumento di indipendenza e di dignità della donna una vera prospettiva di liberazione. La legge 3 del 2022, di cui poi ci parlerà nel dettaglio, prevede tra le misure, ed è stata fortemente
voluta dal Partito Democratico prevede tra le misure quella di riconoscere degli incentivi, degli sgravi alle aziende che assumano donne in percorsi di uscita dalla violenza, e così il tema del reddito di libertà. Crediamo che questi strumenti debbano essere applicati non soltanto in una dimensione comunicativa e di, diciamo, grande spolvero, cosa che rischia di soffocare invece misure vere e concrete, quello che abbiamo visto succedere in questi mesi a parte della Giunta, ma crediamo che sia necessario un vero impegno. Quando si dice che l'antiviolenza è condizione sine qua non per una reale parità, noi crediamo che passi seriamente dal lavoro come condizione di libertà, e anche attraverso le proposte del Partito Democratico crediamo si possa davvero realizzare. Grazie. Abbiamo già sentito come uno degli aspetti cruciali perché ci sia realmente una parità di genere e quindi una libertà di scelta da parte delle donne sia la possibilità in qualche modo di sia mantenersi, sia in qualche modo contribuire in modo fattivo anche alla crescita della comunità e quindi il lavoro. È evidente che per fare questo deve esserci una società che offre quelle che sono le cosiddette infrastrutture sociali, quindi un panel di beni e di servizi che permettono alla donna e all'uomo di essere messi in qualche modo sullo stesso livello di accesso e anche di poter scegliere che tipo di lavoro fare, che tipo di percorso formativo comunque avviare e che tipo di lavoro in qualche modo non la società ti impone, ma che tipo di lavoro tu per le tue potenzialità ti senti a cui guardare proprio per quello che sei. Da questo punto di vista ci sono diverse proposte che nascono anche dal livello europeo e che noi cerchiamo di mutuare a partire proprio dalla regione Veneto. Sono proposte che vanno ormai, che ci sono anche da qualche anno. Parlo per esempio del bilancio di genere, quindi della possibilità di andare a contabilizzare, andare a definire fin dall'inizio quelli che sono gli investimenti che possono incidere chiaramente sullo sviluppo della parità di genere, che avrebbe bisogno chiaramente di un'integrazione che è quella del sistema del budget. Vado a vedere prima cosa può in qualche modo influire perché una donna sia messa nelle stesse condizioni comunque di crescita del genere maschile. L'altro aspetto è quello chiaramente di una regione che si ponga realmente non solo come erogatrice di fondi, ma come promotrice della parità di genere in un ruolo anche di mediazione verso le aziende. A livello nazionale ci sono già un po' ridotti in questa fase, ma comunque delle possibilità per le aziende di offrire un panel di beni e servizi che facilitano alla donna l'ingresso e il mantenimento nel mondo del lavoro. Questo aspetto potrebbe, nella regione Veneto, che è fatta di piccole e micro imprese, spesso neanche piccole, micro e alle volte medie, è un po' più difficile in termini di sostenibilità economico-finanziaria, è un po' più difficile in termini di sostenibilità di burocrazia, ma allora un ruolo di mediazione per facilitare anche dal punto di vista comunque finanziario, quello che ho anche dal punto di vista di accompagnamento a quelle che sono le procedure di aggregazione tra le imprese, perché ci sia l'accesso e la possibilità di offrire quelli che sono percorsi di beni e servizi di welfare aziendali, cosiddetti piani di welfare aziendali, in cui un'azienda offre la possibilità della formazione, la possibilità dell'assistenza familiare, della sanità integrativa, comunque dei percorsi anche semplicemente da un punto di vista ludico di accesso comunque ai teatri, allo sport. L'altro aspetto che secondo noi è fondamentale è quello chiaramente di aumentare i servizi della prima infanzia e dell'infanzia, ma soprattutto della prima infanzia in termini di possibilità di platea, di usufruire anche gratuitamente di questo tipo di servizio e anche usufruire proprio quello che è la possibilità che fanno altre regioni, penso all'Emilia Romagna, di offrire attraverso i fondi europei l'integrazione alle rette per le famiglie con maggiore disagio. Questo non basta, è un primo step, poi altri step si possono fare ai livelli istituzionali superiori, ma sono degli elementi che caratterizzerebbero la regione da un punto di vista culturale nel rendere libere le donne e nel porre questo tema al centro, come diceva prima la collega Luisetto, da un punto di vista proprio di cultura, perché prima di tutto noi dobbiamo incidere sulla questione dello stereotipo. La donna deve essere resa, lo ripeto e mi scuso, libera, prima che può scegliere lei se vuole fare un lavoro di cura o se vuole fare la scienziata. Adesso ho anch'io posto alcuni stereotipi, ma è per far capire il significato. E poi attivare quelle che sono le infrastrutture di servizi perché questa possibilità, questa potenzialità
sia messa a terra e quindi in qualche modo non ci sia una donna che è costretta ad andare in una direzione piuttosto che in un'altra, su cui si innesta, e poi chiudo, chiaramente il dibattito nazionale sulla questione dell'obbligatorietà del congedo parentale anche da parte dei padri e non solo, sulla quale credo che bisogna continuare il dibattito e continuare anche a sottolineare l'importanza che c'è del prendersi cura sia dalla parte del padre sia dalla parte della madre. Sono due ruoli fondamentali che si possono tranquillamente integrare e nel 2024 credo che sarebbe anche ora. Grazie. Cura, giustamente diceva la collega Zottis che la cura è fondamentale, è la donna che si prende cura dei propri familiari, è la donna che si prende cura dei genitori, dei propri figli. Nello stesso tempo però abbiamo dei servizi che sono carenti, a noi mancano il supporto dei servizi alla prima infanzia, 0-3 anni. Per avere supporto alle famiglie, per poter dare la possibilità alla donna di lavorare, deve avere una flessibilità del lavoro, ma nello stesso tempo appunto i servizi che possono essere per l'infanzia ma anche per quanto riguarda gli anziani, perché i genitori la donna si prende cura, così come per tutti i familiari. E se non mettiamo nelle condizioni la donna di avere tutti questi strumenti, se non mettiamo nelle condizioni la donna di avere questi servizi, noi abbiamo un problema enorme che si chiama denatalità. Guardate, non solo parità di retribuzione, non solo lavoro, ma soprattutto servizi e soprattutto natalità. Abbiamo un abbassamento, e questo è un dato della ricerca fatto, della fecondità da 1,5 figli nel 2010 a 1,3 figli nel 2021. 2022 siamo già a 1,27. Abbiamo una decrescita demografica molto importante. Anche gli immigrati hanno una decrescita. Noi pensiamo ad esempio alle donne straniere che prima facevano parecchi figli rispetto a quelli che erano le coppie italiane. Noi siamo arrivati dal 2,71 nel 2008 a 2,303 nel 2021. Quindi significa che la natalità noi dobbiamo supportarla. E siccome che la donna è importante anche per quanto riguarda la natalità, noi dobbiamo da un certo punto di vista integrare le risorse per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda la parità retributiva, la flessibilità del lavoro, ma soprattutto investire appunto a favore di questo grande mondo che si chiama donna. Mi sono ripresa, quindi ce la faccio. No, ringrazio le colleghe perché hanno un po' raccontato come l'impegno del gruppo regionale del Partito Democratico rispetto alla questione femminile non nasce oggi e non nasce in occasione dell'8 marzo, ma viene da lontano. Abbiamo presentato diverse proposte di legge in questa legislatura che giacciono nei cassetti della Regione, quella sul bilancio di genere di Francesca, quella sul codice rosa di Anna Maria, io ho presentato quella sul contributo di libertà e molte altre. Delle tante leggi che abbiamo presentato a favore delle donne, però una è anche stata approvata. La legge 3 del 2022 è stata approvata, cioè esattamente 2 anni fa, oltre 2 anni fa, ed era una legge che voleva provare a incidere esattamente per contrastare la discriminazione che le donne subiscono costantemente anche in questa regione sul mercato del lavoro. Ed era una legge che chiedeva alla regione di investire sulla parità salariale tra donne e uomini, sul sostegno all'occupazione femminile che fosse di qualità e stabile. Ecco, a 2 anni di distanza noi anche con questa occasione denunciamo che di quella legge proposta dal Partito Democratico, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, sostanzialmente nessun passo avanti è stato realizzato perché a nostro giudizio dentro la giunta regionale non c'è la volontà politica di investire in maniera seria sulle politiche di genere e su una condizione di pari opportunità per donne e uomini nel mercato del lavoro. Quella legge prevedeva diverse cose, qua abbiamo segnato quelle a nostro giudizio più rilevanti rispetto alle quali la giunta regionale ha deciso di non proseguire. Quella legge proponeva l'istituzione di un registro regionale delle imprese virtuose, a cui volontariamente le imprese anche sotto i 50 dipendenti potessero aderire, dimostrando di attuare politiche retributive di genere, e attraverso l'iscrizione a questo registro le imprese potevano accedere a premialità e benefici sui bandi regionali. Con quella legge noi chiedevamo di impegnare la Giunta a realizzare un'attività di comunicazione proprio nei confronti delle aziende
per far conoscere loro le opportunità che stavano dietro l'iscrizione a quel registro. Abbiamo chiesto alla Regione del Veneto di fare delle politiche attive per il lavoro a favore delle donne, specifiche per le donne, che poi si sostanziano certamente in opportunità formative per l'ingresso nel mondo del lavoro, ma a maggior ragione di politiche formative nel corso della carriera lavorativa e magari proprio al termine dell'interruzione lavorativa che le donne devono spesso subire dopo la maternità. Avevamo chiesto di dedicare una sezione speciale del sito di Veneto Lavoro alle politiche lavorative in ambito femminile. Sportello Donna l'avevamo chiamato, non esiste dopo 2 anni sul sito della Veneto Lavoro questa opportunità. E poi avevamo chiesto alla Regione di inventare politiche nuove che aiutassero le dipendenti della Regione, degli enti strumentali, a vivere, avere un contesto lavorativo più favorevole al genere femminile. Ecco, questi sono alcuni degli esempi e delle azioni che noi avevamo proposto alla Regione e che il Consiglio regionale aveva accolto all'unanimità, che non sono state ancora realizzate. Noi pensiamo che su questo fronte, su questa legge, ma su tantissime altre questioni sarebbe necessario un investimento diverso da parte della Regione del Veneto, regione nella quale il lavoro ha svolto storicamente una funzione di sviluppo e di benessere diffuso. La Regione del Veneto è la regione dei lavori e dei lavoratori. Sarebbe forse giunto il tempo che diventasse anche la regione delle lavoratrici. Abbiamo condensato quelli che un po' abbiamo anticipato, ma moltissimi altri dati sull'occupazione femminile in uno studio, in un lavoro che presenteremo ufficialmente. Abbiamo spoilerato qualche dato oggi, ma in realtà lo studio è molto più articolato, che presenteremo domenica prossima alle 10, a partire dalle 9:30 del mattino a Padova, all'interno di una iniziativa che prova a raccogliere il contributo che noi offriamo con questi dati, ma anche in interlocuzione con altri attori istituzionali, con le associazioni del territorio, con amministratori locali, per lanciare la sfida di costruire un'alleanza del Veneto a favore delle donne e delle ragazze che in questa regione meriterebbero di avere maggiori o pari opportunità rispetto ai colleghi maschi. Con quella iniziativa quindi racconteremo nel dettaglio i dati e lanceremo alcune proposte concrete che vogliamo avanzare all'amministrazione regionale, alcune sfide sulle quali li vogliamo provare ad ingaggiare, perché riteniamo che il ruolo delle donne in questa regione sia ancora troppo indietro, e invece attraverso le donne si può costruire una condizione di rilancio che tanto serve a questa regione. Abbiamo chiamato questo libretto e abbiamo chiamato l'iniziativa di domenica Diventa ciò che sei, proprio perché vorremmo vivere in una regione in cui le donne è consentito di essere esattamente ciò che sono e ciò che vogliono essere, lavoratrici, madri, tutto ciò che serve alla loro realizzazione personale e professionale. Chiudo davvero, è un impegno che il gruppo del Partito Democratico si è preso fin dall'inizio della legislatura. Ringrazio ovviamente le colleghe Francesca Zottis, Chiara Luisetto, Anna Maria Bigon, ma anche i colleghi Jonathan Montanariello e Andrea Zanoni, che hanno sempre sostenuto con la nostra stessa convinzione l'idea che attraverso le donne possa davvero passare un'importante opportunità di riscatto. Vi invitiamo quindi domenica mattina all'iniziativa di Padova, ma su questo punto e su questo fronte rilanciamo un impegno che ci accompagnerà fino alla fine di questa legislatura e anche oltre, perché siamo convinte davvero che le donne meritino di diventare ciò che sono. Grazie.